Le persone di San Lorenzo della Costa sono molto legate alla festa patronale, un momento di festa civile e religiosa in cui la parrocchia sulle alture di Santa Margherita Ligure si anima, con tanti impegnati tra sagra, fuochi e le celebrazioni religiose naturalmente. Che legame c'è tra voi parrocchiani e la festa di San Lorenzo? Parecchio, una bella festa facciamo e comunque sono contento di abitare qua, ecco. Ci sono tanti parrocchiali qua che lavorano per la festa e fanno tanto lavoro, ecco. Siete una comunità piccola, magari più durante l'inverno? Ma d'inverno c'è meno gente ovviamente, ci siamo solo noi parrocchiani e basta, poca gente via rispetto adesso che siamo ad agosto, ecco. Abbiamo fatto ieri il concerto di campane, quest'anno sono 25 anni che tutti gli anni veniamo qui a suonare, sia per la novena che per la vigilia che per la festa. Altre feste che avete da fare nel Io prossimo? sono campanaro giù a Santa Maria del Campo, dove ho imparato a suonare, benché sia originario di Genova. Io sono di Genova, però ho una seconda casa qui da tanti anni e qui la passione è nata e si è sviluppata e continua ancora adesso. C'è anche chi arriva da fuori, alcuni perché originario legati a San Lorenzo, altri perché turisti. Come mai qui alla festa di San Lorenzo della Costa Santa Margherita Ligure? Abbiamo degli amici, questo, e poi ci abitavo. Siamo originari della Romania ma viviamo in Francia. Why you are here in San Lorenzo, Santa Margherita? Siamo qui in vacanza, abbiamo saputo che c'era la festa ed è stato fantastico. Nel giorno della solennità il vescovo di Chiavari ha presieduto la messa domenicale. Durante l'omelia ha citato l'esempio di San Lorenzo nel suo mettere al primo posto l'altro rispetto ai beni terreni, l'importanza della condivisione, l'unico modo per possedere veramente le cose e non esserne posseduti. Poi i rischi dell'avarizia, la necessità di mettersi al servizio degli altri per essere davvero discepoli e fare quello che è nella natura di ogni essere umano. Di essere discepoli che custodiscono e si impegnano ad estendere il regno di Dio, vivendo la condivisione, vivendo il servizio, per essere felici non solo dopo, ma già di qua. Nell'occasione il vescovo ha annunciato ai presenti che Don Valerio Traverso, da amministratore parrocchiale di San Lorenzo della Costa, ne diventa parroco. Non cambieranno i suoi compiti e le sue responsabilità, ma si tratta di una nomina che dà più stabilità al suo incarico. In questo tempo Monsignor De Vasini spiega di aver verificato se fosse compatibile per lui assumere stabilmente anche questo nuovo incarico, alla luce del suo impegno di parroco nella vicina San Siro. Il progetto Promissioni nella parrocchia di San Lorenzo della Costa è nato 80 anni fa e continua ancora oggi, anche se in forme diverse rispetto al passato. Il senso è sempre lo stesso, una piccola comunità, quella di San Lorenzo sopra Santa Margherita Ligure, che si fa sostegno per progetti di sviluppo in paesi dove l'accesso al cibo e all'istruzione sono meno facili che da noi e per famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà. Il legame solido è quello con la festa patronale. C'erano le signorine che facevano i pizzi e facevano tutti gli apparati per la messa delle missioni. Le messe erano importanti, però c'erano tanti bambini bisognosi. Abbiamo pensato nel tempo che era più utile mandare cose ai bambini e per tanti anni abbiamo mandato tutto quello che poteva servire. Però poi ci siamo resi conto che poi a un certo punto a loro servivano proprio i soldi per fare degli asili, per fare altri progetti per cui servivano i soldi. E quindi abbiamo pensato di iniziare a vendere le cose e mandare i soldi, perché giù abbiamo sempre avuto dei collaboratori, quindi ogni euro che possiamo mandare è controllato, verificato, perché questo è importantissimo. Il mercatino, così come viene organizzato e allestito oggi, è arrivato alla 20ª edizione. Consiste nella vendita di oggetti fatti a mano per sostenere le missioni. La riduzione del numero delle volontarie che lavorano con agua e filo o con uncinetto ha spinto ad allargare la vendita ad oggetti vintage ad offerta libera. Il denaro raccolto viene destinato ad alcuni progetti specifici. Collaboriamo con il Perù per i farmaci. E poi un progetto bellissimo, quello dell'Uganda per la scolarizzazione, che non si limita più all'asilo, alle elementari, ma arriviamo all'università, perché comunque è un paese che sarebbe autosufficiente come risorse, però non le sanno gestire. Di conseguenza hanno bisogno di persone di un certo livello che possano gestire sia la sanità, sia l'istruzione.
e al momento questo progetto diciamo che è il principale e comunque una parte poi viene anche data al territorio, al centro d'ascolto. San Lorenzo ha veramente questa vocazione da sempre, almeno da che mi ricordo ero bambina, e finché possiamo la portiamo avanti.